Hanno salutato il 2016 incanalando una serie di vittorie impressionante che ha permesso ai padroni di casa di portarsi a ridosso della zona playoff e agli ospiti di tenere sempre più viva la lotta per il primo posto. 16 lunghezze le separano in classifica, ma questa sera tutto si azzera. I primi 3 punti del nuovo anno sono lì, a portata di gol. Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio 8, buonasera e benvenuti al Circolo Ciriaci da Marco Barbaliscia. È la 14ª giornata di Serie A. A sfidarsi Peperino Calcio 8 in maglia biancorossa e la Pisana Calcio in maglia nera. Due formazioni che ricominciano dopo la sosta natalizia, come abbiamo detto in sede di presentazione, in che hanno chiuso il 2016 con una serie di risultati utili consecutivi. Peperino Calcio si trova attualmente al 9° posto con 16 punti, secondo ma con una partita in meno la Pisana con 32 punti a referto, proprio la Pisana che ha battuto qualche istante fa il calcio d'inizio. Tutto pronto per questa sfida, vediamo come si affronteranno in questi primi minuti le due squadre, con la Pisana che vuole rispondere alle vittorie di Cotton e Golbet, affidandosi ai suoi uomini e ai suoi bomber di questa stagione. Tutti Ruggero Massari, è arrivato già a 15 gol in campionato, ma c'è anche Laurato, Carnevali, tanti i nomi che si possono fare, tra quelli in maglia nera. Ma ora è la prima offensiva del Peperino, portata qui sulla sinistra dal numero 10 Giovannetti. Serie di rimpalli proprio al limite dell'area di rigore di Filonardi. La Pisana può ripartire adesso, lo fa con il suo numero 2. Lorenzo, spalle tua, Lorenzo! Ora ancora Pisana. Gira! Fabri! Chiamate uno! Uno che scala, Lorenzo! Palla sulla sinistra, ora si torna indietro, cerca spazio Giovannetti, poi va da Afrighe. Cambio di gioco del numero 9 del Peperino. Alza la testa adesso, il verticale a cercare sempre sulla sinistra Giovannetti. Per ora le iniziative del Peperino tutte sulla sinistra. Questa volta è facile la presa del portiere della Pisana. Si trattava di De Bernardo che comincia lui tra i pali quest'oggi per la formazione ospite, non Filonardi. Ora lancio in profondità, l'altro estremo difensore, quello del Peperino, chiamato al suo primo intervento, non difficile, in presa alta, fa su il pallone e fa ripartire i suoi. Ordinate le due squadre in campo, quasi due schemi speculari, uno di fronte all'altro. Ancora il numero 9 ad allargare per Giovannetti, la palla che viene riproposta in mezzo. Ci arriva il giocatore del Peperino, poi la botta da fuori, diventa un assist, sempre per Giovannetti. La palla sfila via però, senza che il numero 10 riesca a deviarla in porta. Ammassari ora a chiamare palla. Vediamo se riceve il numero 10 della Pisana, si va invece da Lalli. Laurato. Sulla destra, il movimento del numero 2 della Pisana che torna dal suo numero 6, Lalli. Ammassari. Protagonista Ammassari anche quest'estate nella World Cup 2016, torneo estivo che si è giocato tra i tanti campi anche qui al Ciriaci. Ha visto protagonista, segnato tanti gol, numero 10 della Pisana. Dicevamo della situazione di classifica con la Pisana appunto seconda in classifica, ha conosciuto solo una sconfitta fino a questo momento.
Ma seguiamo ora l'iniziativa della squadra ospite. Non c'è fallo secondo l'arbitro, si può continuare a giocare. Lalli alza la testa con il destro, prova a servire sulla sinistra, il movimento in profondità del compagno, chiuso molto bene dalla difesa del Peperino, che con calma prova ad impostare l'offensiva. Guadagna rimessa laterale. 5 minuti qui al Ciriaci, 0-0, con le due squadre che stanno sfidando prima di tutto il freddo, poi stanno cercando le prime mosse per sfondare da una parte e dall'altra. Per ora le difese fanno buona guardia, ma l'azione insistita del numero 11, la traversa piena a negare il gol del vantaggio al Peperino. Si salva qui De Bernardo. La traversa di Cutrupi. Primo squillo porta la firma del numero 11. Traversa piena. Allora Peperino che ha preso fiducia dall'occasione precedente, ora però c'è superiorità numerica da parte dei giocatori in maglia nera che possono ripartire con Cesaro. Lalli avanza, palla al piede sino alla tre quarti, poi il pallone a metà tra Cesaro ed Ammassari, lo fa solo la difesa del Peperino. Giro palla, poco pressing qui della Pisana, allora la palla che arriva comoda a Giovannetti, 1 contro 1, si accentra il numero 10 del Peperino, poi un rimpallo non lo favorisce, ma ancora giocatori in maglia biancorossa in possesso, salvo che poi arriva Lalli a strappare il pallone ai suoi avversari. Cesaro, chiuso da due uomini, poi si ricomincia da dietro, ancora Lalli. Sbaglia Capitan Carnevale, allora occasione per il Peperino. Giovannetti 1-2 con Cotrupi, prova a chiuderlo, poi da dietro non c'è spazio per il tiro, ma ancora Peperino più reattivo sulle palle vaganti. Qui è sbagliato il tocco, allora Cesaro non perde tempo, va subito dall'altra parte. La chiusura tempestiva del terzino del Peperino che manda in rimessa laterale. Lalli prova a farsi vedere il numero 6, chiuso però. E allora si ritorna lontani, addirittura da lontano De Bernardo che con calma fa ripartire il numero 2 della Pisana. Cesaro chiama palla, si fa invece da Capitan Carnevali, solo adesso da Cesaro che con il petto la mette giù, con il destro la tocca verso Ammassari, fa buona guardia Lorenzi e allora è ancora Peperino. C'è spazio al centrocampo, se lo prende tutto il numero 4 Giandonato. Il passaggio non è preciso, Cutrupi non può arrivare. E allora seguiamo questa nuova manovra della Pisana. Lalli, Ammassari, cambia tutto, Carnevali con pazienza, 1 contro 1, prova a sfondare. Numero 3 della Pisana, Ammassari, si costruisce lo spazio per il sinistro, la risposta a Cutrupi viene da Ammassari, tiro di poco a lato, prova a scaldare il suo sinistro, il numero 10 della Pisana. Per ora i due portieri non hanno dovuto compiere parate significative, ricordiamo però la traversa di Cutrupi qualche istante fa. Colpo di testa, ora a liberare ancora Ammassari. Lorenzi sulla destra, poi ricomincia Giandonato, ancora verso Lorenzi. Alza la testa, chiama i suoi a salire, li vede un po' troppo compatti, un po' troppo vicine queste linee. Forse a temere poi una ripartenza veloce degli avversari. Per ora non rischiano le due squadre, provano a giocarsela a ritmi bassi, sfruttando la qualità degli uomini offensivi capaci di creare la superiorità numerica con dribbling e azioni personali. Non sfonda però in questo caso Vertechi. E allora Laurato parte molto lontano dalla porta, poi smista a destra dove c'è Ammassari. Palla buona per Lalli che ricomincia dal numero 2.
poi di testa il tocco a metà tra Cutrupi e Carnevali e ovviamente Ibrahimi. Pallone in profondità, chiude ancora la difesa del Peperino. Allora ripartenza della squadra di casa con Giovannetti, 2 contro 2. Prova ad andare in profondità, riesce a servire il suo compagno, spalle alla porta, è costretto a girarsi. Ancora Giovannetti. Si fa vedere Giandonato, riceve adesso da Lorenzi. Giandonato si libera di un avversario, ne salta anche il secondo. Poi va dal numero 5 che va a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro. Allora possibilità di contropiede per la Pisana. Cesaro di punta quasi a cercare al limite dell'area di rigore il movimento di Laurati, chiuso al momento del tiro, e allora possibilità ora di contropiede per la squadra di casa. Giovannetti, seguito da Lalli. Giovannetti chiuso dalle 2 linee del limite nel campo e da Lalli riesce comunque a mettere la palla in mezzo. Con calma la retroguardia della Pisana raccoglie il pallone e lo riporta in avanti. Azione sulla sinistra, un fischio dell'arbitro, fallo, calcio di punizione. Battuta adesso con Lalli, finta il tiro, poi Laurati, buono l'1-2 con Ammassari che non si chiude nel momento forse decisivo per la conclusione del tiro. Ibrahim non arriva, allora ricomincia la Pisana. 10 minuti passati qui al Ciriaci, ancora l'equilibrio a regnare sovrano, 0-0. Due squadre che hanno subito tanto, segnato tanto, ci aspettiamo tanti gol in questa sfida. Sono due squadre sicuramente votate all'attacco, quelle che si affrontano oggi qui a Via Aurelia Antica. Ma per il momento il gol non arriva, ma seguiamo Cesaro. La mette giù con il destro, poi è costretto ad allargarsi, la mette in mezzo come viene, ma nessun suo compagno aveva seguito l'azione. Per fortuna del Peperino che con Lorenzi riparte. Giovannetti, buona la triangolazione, Lorenzi dal fondo, uno sguardo in mezzo, non c'è nessuno, allora ricomincia da Giovannetti che d'esterno la mette in mezzo. Ibrahim in pressing, ma fa buona guardia a Capitan Carnevali. Ancora Massari, proprio sotto la nostra postazione, prova a liberarsi di Giovannetti, ce la fa. Cesaro la mette in mezzo, un po' arretrata per Lalli. 1 contro 1 di Lalli, prova a liberare il sinistro, non c'è spazio. La conclusione del suo compagno, rimpallata. Primo calcio d'angolo, a favore della Pisana. Battuto per il numero 3 che libera il sinistro. Portiere non ci sarebbe mai arrivato. La conclusione si perde però di poco al lato. E su questa conclusione di Ferretti, primo time out. Sto pronto per riprendere dopo il time out chiesto dal Peperino.
con l'allenatore della squadra di casa che chiede ai suoi giocatori di essere più incisivi davanti alla porta, tentare anche la conclusione da fuori con un terreno, quello del Cirieci, che risente per forza di cose delle gelide temperature che da qualche giorno caratterizzano l'ambiente qui a Roma. Anche oggi tanto freddo, sicuramente siamo sotto lo zero. Proprio per questo bisogna tentare anche con i tiri da fuori, che sono nelle caratteristiche dei giocatori del Peperino, così come quelli della Pisana. Squadra di casa che ora prova ad attaccare sulla destra, la scucchiaiata in mezzo, il tocco al volo, non riesce però ad inquadrare la porta. Bella la giocata tutta in verticale del Peperino. Chiede una deviazione anche Ibrahimi, ma non è dello stesso avviso l'arbitro. Subito una sortita in attacco della squadra che sembra essere uscita col piglio giusto dal time out. Cesaro non arriva sul pallone, riparte allora il Peperino. Solo per un attimo però, perché recupera subito palla la Pisana sulla sinistra, prova ad andare la squadra ospite. Buono lo spunto qui, la conclusione alta sulla traversa, forse l'ha anche sfiorata. Conclusione, palla fuori. Sta vivendo di fiammate questa partita, le due squadre che si studiano, ma poi lampi improvvisi con tiri verso la porta dei due estremi difensori. Ora ancora a dialogare quelli del Peperino. Giandonato sotto la nostra postazione. Lorenzi riesce a difendere palla, a darla al centrocampista. Si trattava di Ibrahimi, che però gli viene soffiato il pallone da Laurati, che cerca Cesaro. Ancora però un rimpallo, questa volta a favorire i biancorossi. Possibilità allora di ripartenza per la squadra di casa. Pallone sulla destra, il pallone poi al limite dell'area di rigore, si gira Giandonato, la risposta pronta del portiere a mandare in calcio d'angolo. Buono qui l'intervento di De Bernardo, forse la sua prima vera parata della partita. Ha risposto presente al tiro di Giandonato. E primo calcio d'angolo per il Peperino. Salite le torri da dietro, la palla è sul secondo palo, il colpo di testa. Lasciato solo l'attaccante del Peperino, pallone di poco a lato, ci aveva provato Ibrahimi. Pisana che ancora un po' di confusione, soprattutto nel reparto di centrocampo, perde un altro pallone, ma non c'è la possibilità di colpire velocemente per i loro avversari, che ricominciano da dietro con calma. Fai camminare la palla! Ibrahimi si gira, cerca il dialogo con Cutrupi, palla che però non arriva al numero 11 del Peperino. Ora zona della tre quarti per Cesaro, sinistro-destro, non riesce però a trovare spazio, ricomincia da dietro, Ammassari. Scala, Christopher! Si chiudono le maglie del Peperino davanti agli attaccanti della Pisana, che con pazienza cercano di trovare spazi, ma è difficile quest'oggi, almeno fino adesso. Giovannetti, Ibrahimi lascia scorrere perché Giandonato è alle sue spalle. Ammassari gli strappa il pallone, allora è un 4 contro 2 per la Pisana. Palla sulla sinistra, Carnevali è salito, è solo in area di rigore, la tocca ma non la devia tanto abbastanza verso la porta del portiere del Peperino. Occasione che sfuma per la Pisana, era una buona occasione quella capitata al capitano. Ora però la conclusione e il gol di Cesaro, la gran botta del numero 7 a sbloccare la partita. Peperino 0, Pisana 1, ha segnato Cesaro. Colpisce sul primo errore difensivo la squadra ospite. Disimpegno troppo frettoloso quello dei difensori del Peperino, e Cesaro l'ha messa in fondo alla rete per l'1-0.
qualche problema adesso per il portiere del Peperino, De Eugenio. Queste temperature, anche un minimo contatto può dare dolore ai giocatori in campo. Giandonato. Ancora Cesaro, galvanizzato dal gol da poco realizzato in pressing a tutto campo. Giandonato però riesce a smistare sulla destra, è tutto solo Ibrahimi, non riesce a trovare l'appuntamento con il pallone a porta spalancata. Grande occasione per il Peperino, che subito risponde allo svantaggio e si costruisce dopo pochi secondi l'occasione del pari. Queste verticalizzazioni stanno facendo male alla difesa della Pisana. Non è la prima volta che si fanno trovare non in posizione i difensori ora la conclusione. Si salva ancora De Eugenio, il palo esterno a dire di no alla conclusione della Pisana. Giandonato. A Massari, il tocco non preciso questa volta per Carnevali. E allora Peperino. Cutrupi. Giovannetti sullo stretto, là gli strappa il pallone. Allora ancora Pisana. Chiude ancora la difesa del Peperino. Giovannetti che si è spostato un po' più al centro, aveva iniziato qui largo sulla sinistra. Giovannetti prova ad allargare, il pallone gli ritorna, allora prova il destro, De Bernardo ancora si distende a parare, ma l'azione non è finita e sul cross in mezzo Ibrahimi devia in porta il gol dell'1-1. Peperino 1, Pisana 1, ha segnato Ibrahimi. Era andato vicino al gol qualche istante fa, ora l'ha trovato il numero 5 in biancorosso. Tutto da rifare per la Pisana. Cesaro, limite dell'area di rigore, si porta la palla sul sinistro, si libera di un avversario, poi prova il destro invece. De Eugenio, azione ancora viva. C'è un calcio di punizione per la Pisana che batte a sorpresa sulla sinistra. De Eugenio chiama palla, la fa sua in due tempi. Non mancano poco meno di 5 minuti alla fine del primo tempo. 1-1. Ora Lorenzi pressato, mette palla in laterale, rimessa già battuta, Massari non riceve, libera Giovannetti. Carnevali. Limite dell'area di rigore per Ammassari, vertice dell'area di rigore, la palla in mezzo per Laurati. De Eugenio la prende, non si sa come. Grande intervento del portiere del Peperino. Ma ancora Cesaro, ancora De Eugenio. Ora prova in questi minuti finali di primo tempo a serrare i ranghi la squadra della Pisana. Tiro alto sulla traversa. Carnevali. Lalli vicino a lui, si fa invece da Ammassari. Carnevali. Ammassari. Due avversari davanti a lui, allora allarga sulla sinistra.
Spazio per Ferretti per metterla in mezzo, lo fa adesso, una deviazione, non riesce De Eugenio a evitare il secondo calcio d'angolo della Pisana. Cesaro e Ammassaro in aria. Carnevali. Con calma Carnevali prova a cambiare gioco. Buona l'interdizione del Peperino, ma recupera palla la Pisana. Solo per un attimo però, allora possibilità di contropiede. Subito chiusa da Lalli. Carnevali. Laurati. Ancora Laurato. Prova a crearsi lo spazio. Poi va da Ammassari. Si chiude il Peperino. Ferretti. Cesaro al limite. Non riceve il pallone. Riparte Cutrupi che però non controlla. Allora nuova possibilità. Non manca meno di un minuto alla fine del primo tempo. Giovannetti. Vai dentro Ibra! Cutrupi. Forse ultima occasione di questo primo tempo per il Peperino. Lorenzi. Mette in mezzo. Carnevali aveva sentito Cutrupi dietro di lui per non evitare rischi. Manda in calcio d'angolo la sfera. Salgono le torri da dietro. La palla è per il numero 5 che la rimette in mezzo. Ammassari poi a spazzare il più lontano possibile. Non arriva Laurato. Vediamo se c'è tempo per un'ultima azione. Gian Donato. Prova ad allargare ma non riesce a servire il suo compagno. Poi lancio per Cesaro ma non c'è più tempo. Finisce 1-1 questo primo tempo tra Peperino e Pisana. Tutto pronto per la ripresa. Calcio d'avvio di questa ripresa del Peperino. Si ricomincia sul punteggio di 1-1 maturato nei primi 25 minuti di gioco. A Cesaro ha risposto Ibrahim. Subito un contrasto. Sembra poter riprendere a giocare Laurato. Sportivamente la Pisana ridà palla ai suoi avversari che l'avevano messa fuori. Vediamo se in questo secondo tempo saliranno un po' i ritmi, così come si era intravisto nei minuti finali di primo tempo. Due squadre che per più della metà del primo si sono affrontate più che altro studiandosi. Soltanto nei minuti finali hanno cominciato ad incidere ed infatti non è un caso che proprio alla fine del primo tempo sono arrivati due gol che per il momento fissano il punteggio di questa partita sull'1-1. Ora il pallone in mezzo di Ferretti. Fa buona guardia il Peperino, ma ancora Pisana. Laurato. 1 contro 1 di Laurato. Vede la porta da lì, ma poi preferisce allargare su Ferretti, che guadagna il fondo, la mette in mezzo. Poi spazza il più lontano possibile la difesa del Peperino. Si ricomincia da De Bernardo, Carnevali. Ammassari. Tre quarti. Da lì può essere pericoloso il numero 10. Laurato. Forse un fallo sul numero 11. Prova a battere a sorpresa la Pisana, ma l'arbitro dice che si deve ribattere. Erano riusciti a imbeccare un solissimo Cesaro, anzi era Laurato in area di rigore. Allora calcio di punizione affidato a Cesaro. Tutto il Peperino chiuso nella sua area di rigore a difendere l'1-1.
Ancora qualche secondo prima del fischio che arriva adesso. Lunga rincorsa di Cesaro che va in porta. Poi Carnevali ancora. De Eugenio si distende. Con un miracolo manda la palla in calcio d'angolo. Parata di puro istinto dell'estremo difensore del Peperino, ma ancora Pisana. Calcio d'angolo che però viene battuto troppo lungo dall'attaccante. È occasione che sfuma. Si lotta a centrocampo, ancora la Pisana che sembra più reattiva in questa ripresa. Sui palloni vaganti arrivano sempre i ragazzi in maglia nera, almeno in queste prime battute di secondo tempo. Carnevali. Pallone non passa, possibilità di contropiede per il Peperino. Sale come una furia sulla destra il numero 8. Cutrupi va da solo, con i piedi. De Bernardo gli dice di no. Sempre Cutrupi, sempre Cutrupi. Raga. Laurato, 1 contro 1 su Argento. Lalli, Carnevali, lo serve adesso in zona centrale di campo. Ferretti, Cesaro, palla sul destro, questa volta gli esce un po' strozzato. Nessun pericolo per il Peperino. Buona qui la giocata di Argento, non ci casca Ferretti che con intelligenza passa davanti al suo attaccante e recupera la sfera. Un fallo sul Laurato. Punizione già battuta. Ammonizione, quarto fallo. Carnevali. Ancora il numero 5 con calma dalla propria, poco fuori dalla sua area di rigore. Filtrante lungo, la palla non esce, balla sulla linea laterale senza oltrepassarla. E allora sarà De Eugenio a rimetterla a disposizione. Ma non riesce a tenere per tanti secondi il possesso del pallone il Peperino in questa ripresa. Ma strappa un buon pallone qui Cutrupi dal limite dell'area di rigore. La palla lentamente sibila, fil di palo, esce di un soffio con De Bernardo a terra. Ancora da un errore difensivo poteva nascere il gol del Peperino. Questa volta De Bernardo si è salvato, così come tutta la sua squadra. Giandonato. Laurati a chiudere, ancora Giandonato. Andrea! Sì, Fabrizio! Fabrizio! Veloce! Entra Piras per il Peperino con la Pisana che imposta una nuova offensiva. Pallone di nuovo rimessa dal fondo. Chiuso Argento. Buona fin qui la partita di Ferretti, sia in fase difensiva che offensiva. Numero 3 si sta comportando bene sulla fascia sinistra. Ammassari prova a crearsi lo spazio, poi ricomincia da Carnevali che non riesce a prendere il pallone. Ferretti ancora generoso, ma questa volta non può arrivare sulla sfera. Argento, anche lui, controlla fuori dal campo. Rimessa per la Pisana. Piras! Nico, guarda sempre Piras. Vieni Nico, vieni la mano Nico.
Anche questa volta sul tocco di Cesaro la palla è uscita. Altra rimessa, questa volta per i biancorossi. Argento. Sale il numero 7 Vertechi. Argento dal fondo prova a metterla in mezzo, chiama palla De Bernardo che però non riesce a trattenerla. Si salva la Pisana che riparte addirittura in contropiede con Laurati. Cambio di gioco sulla destra, capisce tutto la difesa del Peperino. Rimessa, Pisana. Ferretti. Laurato. Il destro di Laurato, forse anche una deviazione. Plastica la presa di De Eugenio che abbranca la sfera. Poi Argento, spazio sulla destra per il numero 8. Limite dell'area di rigore, vertice della stessa adesso. Con Argento costretto a indietreggiare, a ricominciare da capo. Ancora il numero 8, prova a chiudere il triangolo, capisce tutto Lalli. Azione che però non è finita. Ferretti. Lancio lungo per Cesaro che si era perso un giro e era rimasto lì in avanti. Rimessa Pisana. Poi un tiro da fuori senza troppe pretese qui. E allora ennesima rimessa per De Eugenio. Ferretti, la conclusione. De Eugenio si distende ma la palla non esce. Buona la parata a terra dell'estremo difensore del Peperino. Attentissimo fino a qui. Tiene sull'1-1 la partita. Ferretti non riesce a toccare la palla, rimessa Peperino. Ferretti ancora questa volta preso in mezzo ad Argento, poi rinviene ancora Ferretti. Laurato. Possibilità di contropiede, Cesaro spostato sulla sinistra, la mette in mezzo. La chiusura libera l'area il Peperino. Poi Ferretti. Break del numero 3 che si accentra, poi va all'indietro da Massari, preso in controtempo. Poi si trascina fuori palla il Peperino, rimessa a Pisana. Carnevali. Cesaro, il sinistro. De Eugenio ci mette i pugni, palla in calcio d'angolo. Sinistro smorzato diventa buono per Cesaro, limite dell'area di rigore, si porta la palla sul sinistro. La palla non è entrata dall'illusione del gol, ma solo un rimpallo davanti a De Eugenio. Ma Pisana che sale i ritmi, cerca di chiudere i propri avversari nella loro tre quarti. Carnevali. Lalli, limite dell'area di rigore. Laurato, un destro. De Eugenio in due tempi, questa volta controlla la sfera. Pisana che ci sta provando con i tiri da fuori, per ora De Eugenio ha risposto sempre presente. Ferretti. Viene su di lui Argento, riesce comunque a giocarla per Cesaro. Cesaro si libera dai due avversari, prova il sinistro, rimpallato. Lalli. Ancora Lalli. Ferretti.
alza la testa, prova la conclusione, la traiettoria velenosissima, gira tantissimo il pallone calciato da Ferretti, lo leva dall'incrocio dei pali di Eugenio. Calcio d'angolo per la Pisana, battuto questa volta lungo sul secondo palo dove fa buona guardia la difesa del Peperino. Poi lo sbaglio, ma c'è un fischio dell'arbitro che ha visto un tocco con il braccio probabilmente dell'attaccante del Peperino lanciato a rete. A Massari allora, il difensore si frappone fra palla e portiere. Ferretti, salgono i ritmi, sale l'agonismo tra Peperino e Pisana in questi ultimi minuti di partita. Anzi, ne mancano più di 10 alla fine, ma buona ancora la chiusura del Peperino che ordinatamente ora prova a riaffacciarsi in avanti dopo qualche minuto in cui è stata costretta a difendere. Non ci riesce però neanche in questa occasione. Ferretti allora. A Massari. Ferretti chiama palla al centro del campo. Si ricomincia invece con calma da Lalli. Ora Ferretti. Carnevali. Si libera di un avversario. Libera il destro. Alto sulla traversa. Ci prova anche il capitano su questa conclusione. Time out per il Peperino. Ascoltate un attimo, ascoltate. Cambiamo, cambiamo. Con i canelli esterni alla Ecco 4-1, siete terzini. Terzini quando si difende, ok? Dai Lorenzo, vabbè dai! Diagonali di tu. Riprende il gioco dopo il time out chiesto dal Peperino, che così come nel primo tempo, quando eravamo giunti a 10 minuti dalla fine dello stesso, ci ha voluto parlare sull'allenatore della squadra di casa, sistemare le ultime cose, cercare questo finale di strappare i 3 punti, una vittoria che sembra alla portata di entrambe le squadre. Cesaro, la conclusione di Eugenio chiama palla, la fa sua ai limiti dell'area di rigore. Cutrupi, chiuso da 2 uomini, riesce a mantenere il possesso palla, ad allargare il gioco per il numero 22 che dall'area di rigore la mette in mezzo, mette a sedere un avversario. Cutrupi, e arriva il gol del Peperino che dopo aver ordinatamente difeso sul tentativo di assedio della squadra ospite trova alla prima vera occasione della ripresa il gol del vantaggio. Peperino 2, Pisana 1, ha segnato Cutrupi. Peperino che ribalta il risultato, era sotto 1-0, ora si trova avanti, ma la partita è ancora lunga. Carnevali prova subito la Pisana a rimettersi in partita. Tiro cross, pallone sul fondo. Oh, dai!
Cutrupi che ha trovato il suo quinto gol stagionale in un momento chiave del match. Pressione, pressione! Pressione, non lo fa girare! Carnevali. Ferretti alza la testa, segue il movimento dei suoi attaccanti davanti, poi decide di ricominciare dal suo capitano. Va Carnevali con il destro, libera un difensore, poi Laurato con coraggio. Ferretti. Carnevali. Cross in area. Poi libera la difesa del Peperino senza badare troppo allo stile. Conta anche la concretezza in questi minuti finali. Ora viene fischiato un fallo, calcio di punizione per la Pisana che porta tutti i suoi effettivi in avanti. Punizione che probabilmente sarà affidata al mancino di Ferretti. Anche a Massari però vicino al punto di battuta. Poi va Ferretti che la mette in mezzo. Una telefonata per De Eugenio. Fino a qua non ce l'hai, Ora ancora Cutrupi per Roberti. Pensa per un attimo al tiro al volo, poi decide di ricominciare. Palla tra le mani di De Bernardo. Giandonato, vediamo se è riuscito a tenere la palla in gioco. Non per l'arbitro. Esce ancora bene il difensore del Peperino. Cutrupi. De Bernardo. Ferretti. Carnevali. Scivolata Roberti. Ferretti. Bernardo esce dalla sua porta per stringere i tempi. Lancio di Ferretti non è preciso. Non deve farsi prendere dalla fretta in questo finale la Pisana. C'è ancora tempo. Palla ora, non c'è fallo sul contrasto del difensore del Peperino che poi però perde palla in un secondo momento. Laurati prova a sfondare per vie centrali la Pisana. Tiro esce debole dal sinistro di Laurato. De Eugenio. Cutrupi difende palla solo per un attimo. Massari se ne va in mezzo a tre avversari. Poi forse subisce fallo. L'arbitro non dà vantaggio, calcio di punizione. Da una zona più che interessante. Siamo un po' decentrati ma comunque vicini all'area di rigore del Peperino. Si allontana Carnevali sul pallone, Cesaro e Ammassari. Probabilmente sarà il numero 7 ad andare al tiro. Da lì, posizione ideale per un destro. Lo sa De Eugenio che mette 4 uomini in barriera, tutto il Peperino all'interno della sua area di rigore. È uno schema, Cesaro, per favorire il tiro di Laurato sulla linea, salva forse lo stesso Cutrupi. Decisivo da una parte e dall'altra del campo. Ora rimane a terra, la pallonata è stata forte, il freddo è altrettanto interessante qui al Circolo Ciriaci. La botta che si è sentita per il giocatore del Peperino che ha letteralmente salvato il risultato sul destro di Laurato, che si sarebbe altrimenti insaccato alle spalle di De Eugenio, rimasto immobile nell'occasione. Tutti gli effettivi in campo, tutti in grado di continuare a giocare. Allora si riprende. Pallone in profondità. Chiude Piras. Poi Cutrupi a chiamare palla. La verticale di Piras è buona. È salito Roberti che è tutto solo in area di rigore. Cutrupi va da solo, 1 contro 1. Entra in area di rigore. Poi serve Roberti.
De Bernardo anticipa Cutrupi. Ferretti con decisione, non c'è fallo. Ferretti. Carnevali. Cutrupi ancora da solo a sfidare tutta la difesa della Pisana. Il numero 11 si porta la palla sul destro. Il miracolo di De Bernardo che poi se la trova lì. Grande azione ancora del numero 11 del Peperino, che è rimasto a terra, quindi ora difende in 7 il Peperino. Lo fa bene comunque, ma l'azione non è finita per quelli della Pisana. Carnevali si fa vedere a Massari, la palla va invece sulla destra. Cesaro pensa al tiro, lo finta, poi va di sinistro, pallone alto sulla traversa. Ancora pochi minuti alla fine della partita. Aspetta qua. Ferretti, pallone in profondità a cercare Cesaro. De Eugenio. Aspetta che salgono i suoi compagni, poi va a lungo dal Afrige, rientrato per sostituire un acciaccato Cutrupi, che anche oggi ha dato tutto con il suo gol, con il suo salvataggio sulla linea, sta decidendo questa partita. Piras, Afrige, prova la conclusione ed è un gran gol, quello del numero 9 del Peperino. Rientrato in campo, trafigge De Bernardo e regala forse i 3 punti alla sua squadra. Peperino 3, la Pisana 1, ha segnato Afrige. Ha già ripreso a giocare la Pisana con Ferretti. Carnevali. Ferretti alza la testa, pensa al tiro, poi lo effettua. Pallone al lato di Molto. Due minuti ancora prima della fine della partita, con la Pisana che nonostante i 2 gol di svantaggio prova a chiudere in avanti la partita. Afrige ancora a chiamare palla, riceve adesso il numero 9. Sale Piras a dargli una mano, poi la palla carambola in qualche modo a Roberti. La conclusione distante dalla porta di De Bernardo. Allineati, 2 linee da 3! 2 linee da 3! Lalli, Carnevali, prova a spingere anche il capitano della Pisana. Lalli, la conclusione che prende un giro stranissimo, palla alta sulla traversa e su questo tiro di Lalli finisce la partita. Il Peperino batte la Pisana per 3-1, trova la sua 6ª vittoria consecutiva e frena la rincorsa della Pisana, che perde la vetta a vantaggio della Golbet. Nella prossima settimana però potrà riagganciarla sfruttando lo scontro diretto in vetta tra Golbet e Cotton.